Buongiorno ragazzi, dunque oggi siamo qui a Mestre, siamo in compagnia ovviamente sempre della nostra Elena che ci segue, o meglio che mi segue costantemente nei miei percorsi ed è sempre più entusiasta di venire. Poi abbiamo Roberta che si è aggiunta a noi e Andrea. Ciao! Ecco, dunque oggi faremo un percorso qui nei dintorni di Mestre. Nei miei precedenti video avevo già fatto un qualcosina, però non ho approfondito. Mi ha incuriosito molto passare su alcune zone e ho fatto una traccia apposita per farvi vedere un po' una Mestre insolita, spesso discriminata, però bisogna un po' riprendersela e dunque viverla in maniera diversa. Con la bicicletta c'è questa opportunità di vivere Mestre in modalità diversa rispetto a quello che la si vede, insomma, che la si intende, e oggi vi farò scoprire come. Avete già visto un po' in anteprima il bosco di Mestre. Siamo partiti comunque zona, diciamo, terraglio, abbiamo fatto ciclabili, strade interne fino ad arrivare qui al bosco. Il bosco di Mestre è fantastico, adesso lo percorreremo per un altro pezzettino. Bene ragazzi, seguitemi e non abbandonatemi mai. Ciao, a dopo! Allora ragazzi, siamo a Forte Cosens o Cosenza, adesso non so bene l'accento dove vada di preciso. Dunque, dopo il bosco di Mestre ci troviamo già il primo forte, guardate che cosa fantastica. Eccoci qua ragazzi, dunque siamo al secondo forte della giornata, questo è il Forte Bazzera. Qui siamo, come avete visto, un po' vicini all'aeroporto di Tessera, adesso lo costeggeremo un po' lateralmente per arrivare a Campalto. Andiamo! La cosa bella di questa zona qui è comunque Mestre, che è molto valorizzata sotto l'aspetto urbanistico, dunque sulle piste ciclabili. Questo ci permette di arrivare in città e stare comunque in sicurezza, pedalare tranquillamente senza traffico, senza problemi. Allora ragazzi, dunque ci siamo fermati a bere un caffettino
Adesso ripartiremo. Roby, era buono il caffè, cosa dici? Ottimo. Ottima giornata, ragazzi, da provare. Da provare, ecco, è un po' ventilata, ma insomma, voglio dire, bisogna prendere quello che arriva come al solito, quando si è in mezzo alla natura. Il percorso è veramente vario, bello, bellissimo, lo proporrò nuovamente. E basta, adesso noi faremo il Parco San Giuliano, ve lo faremo vedere bene a dopo! Ciao! Eccoci qua ragazzi, dunque abbiamo finito il Parco San Giuliano, adesso arriviamo al terzo forte che vi ho fatto già vedere in video precedenti, però perché no, è sempre bello rivedere il Forte Marghera! Dunque l'altra volta non ve l'ho fatto vedere, ma per gli amanti dei gatti qui praticamente a Forte Marghera c'è anche queste piccole strutture fatte per i gatti, ok? Guardate. Altri posti magnifici che si presenteranno durante questo bellissimo tour. I nostri compagni sono già qui pronti e scattanti dopo essersi cibati con della buonissima carne e con della buonissima birra, e adesso ripartiamo. Questo percorso l'ho scelto in particolare perché ho cercato di fare gravel, però abbinando una parte naturalistica alla parte urbanistica, e dunque per verificare anche la struttura delle ciclabili di una città. Dunque siamo nel centro di Marghera, dunque passato Mestre, sottopasso ferroviario, e stiamo percorrendo Marghera. Dunque questa è la parte diciamo più urbanistica del percorso. Tenete presente che comunque qui a livello proprio socio-economico si è sviluppata questa città soprattutto con l'industrializzazione di Porto Marghera. Arrivati alla Torre Colombara, abbiamo lasciato il centro di Marghera, adesso ci siamo praticamente lasciate le spalle del centro di Marghera e siamo nella parte diciamo più rurale della zona, ed ecco qui come si presenta la situazione.
Ti ho detto che era abbastanza misterioso sto posto. Ci siamo praticamente addentrati dentro il Forticino ed è stato veramente un'esperienza incredibile, perché sembrava qualcosa avvolto nel mistero. A suo modo inquietante. Inquietante anche allo stesso tempo, è vero. Dunque ragazzi, siamo arrivati a Chirignago, anche qui paese comunque servito benissimo a livello di ciclabili, guardate. Arrivati a Forte Gazzera, praticamente è la copia speculare del Forte Tron. Il Forte Gazzera dunque è chiuso e ci sono le visite guidate ovviamente su appuntamento, e dunque non siamo potuti entrare, abbiamo soltanto visto esternamente la cosa, anche perché quel forte è gestito comunque da privati, dunque lo curano, lo mantengono, che è una cosa molto positiva. Adesso lasciamo la Gazzera. Mamma mia, no, questo è uno dei campi da calcio in cui da piccolo facevo dei tornei, facevo dei campionati, e qui ho dei ricordi bellissimi, che adesso è diventato però un campo da rugby. Vabbè, non importa. Allora dicevo che facciamo sempre questa ciclabile, anche qui molto servito, molto bene. Arriviamo fino a Zellarino. Siamo passati dunque per il centro di Zellarino, un po', vabbè, circa più o meno. Adesso abbiamo preso la ciclabile per Andrea, il forte Mezzacapo. Abbiamo fatto anche il forte di Mezzacapo, però è chiuso, abbiamo corso praticamente attorno ma senza vedere nulla di particolare. Una cosa che c'era comunque di interessante, c'erano tutte delle sculture artistiche, dunque c'è qualcuno che fa qualche mostra, però non c'è nessun orario d'apertura. Eventualmente su Google digitate qualcosa, cercate, eventualmente siete interessati a visitarlo.
Facciamo il video finale brevissimo perché purtroppo la temperatura è quello che è, sta calando il sole. Dunque il giro 62 km circa, giro fantastico, dunque diviso in parte diciamo naturale iniziale e poi parte urbanistica e storica come seconda parte. Giro veramente bello, provatelo, gira tutto attorno a Mestre praticamente, ok? Bene ragazzi, alla prossima, adesso torno a casa, ciao!